Il Torre Grotta di mister Giannicola Giunta è ancora costretto a giocare lontano dal Pietro Cangemi. In attesa del completamento dei lavori del nuovo manto erboso è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Solo un punto raccolto nelle prime 3 giornate rappresenta infatti un bottino troppo magro per una squadra costruita per ambizioni importanti dal direttore La Spada. Di fronte ci sarà però il Città di Mistretta in grande fiducia, reduce dalla vittoria interna contro la nuova rinascita, risultato che ha confermato la buona condizione e l'entusiasmo del gruppo allenato da mister Luigi Raccuglia. Il Torre Grotta si schiera con La Rosa, Ferlazzo, Leo, Misiti, Viscuso, Bonasera, Giordano, Spadaro, Morabito, Guerrera e Cannistrà. Tutto pronto per raccontarvi del film del primo tempo. 2 minuti, palla lunga per Guerrera, tiro cross, ribatte sulla parte alta della traversa e la sfera termina poi sul fondo. Al quinto ancora a Torre Grotta il filtrante di Cannistrà per Max Spadaro, che davanti al portiere si presenta per la conclusione ma spreca in maniera incredibile. Intervento difensivo e palla che finisce tra le braccia di Cascione all'ottavo. Palla illuminante di Morabito per Guerrera, che si presenta davanti al portiere a tutto il tempo per prendere la mira, ma è super Cascione a dire no in calcio d'angolo. 22esimo il Torre Grotta, lancio di Giordano per Guerrera che la mette giù, spara una gran conclusione con il destro. Rimangono avanti rosso-blu, gran giocata di Cannistrà a liberare Misiti che la spara dai 35 metri e pesca il jolly della domenica. Il gol di Nino Misiti, l'Eurogol di Nino Misiti vale il vantaggio del Torre Grotta sulle Città di Mistretta. 1-0, grande firma. 24esimo, Mistretta che rimane in 10, Flores calcia così Guerrera davanti al direttore di gara e viene espulso. 33esimo, Mistretta, punizione di Ripari per la testa di Neto che batte La Rosa a sorpresa nonostante l'inferiorità numerica. La Città di Mistretta si rifà sotto e pareggia. 38esimo, il Torre Grotta non rimane di certo a guardare e torna in vantaggio. La palla arriva a Guerrera che si libera perfettamente dell'avversario, si presenta davanti al portiere, è glaciale, trova il gol del 2-1. Il Torre Grotta è nuovamente in avvantaggio. 45esimo, colpo di testa di Giordano che manda in profondità Cannistrà, il pallone sfiora così il palo, finisce così il primo tempo. Tanto spettacolo, 3 gol, un'espulsione tra Torre Grotta e Città di Mistretta. Avanti la formazione di mister Giunta che effettua anche il cambio, fuori salvo Leo e dentro Crisafulli. Al 50esimo, Giordano per Guerrera che riesce a girarsi in mezzo a 3 avversari col sombrero, con la prepotenza fisica, col tiro che però è centrale, intercetta Cascione, sostituzione proprio per Guerrera. Al suo posto entra il talento di Sgro. Al 60esimo arriva ancora una volta un'espulsione per il Città di Mistretta, secondo giallo a Diaz per gioco pericoloso su Misiti. Restano in 9 gli ospiti. Minuto 63, cross dalla sinistra, il Torre Grotta cerca di chiudere il discorso con Cannistrà e la manona di Cascione in calcio d'angolo. Minuto 67, finisce la partita di Cannistrà, inizia quella di Rosario Rasà. Minuto 70, azione personale di Morabito che dalla sinistra riesce ad accentrarsi, salta il diretto avversario, prova il piattone che sfiora solamente il legno. Siamo al 72esimo, rimane vivo il Città di Mistretta. Gli ospiti infatti sono pericolosi con la conclusione di Raccuglia che viene alzata in calcio d'angolo dalla Rosa, ma al 75esimo è doppia l'occasione per il Torre Grotta e doppia l'occasione per il neoentrato Rasà che prima riceve da Giordano, controlla bene e calcia Cascione e dice no. Poi Ferlazzo per Isgro che brucia il diretto avversario, prende il fondo, la mette ancora per Rasà, la sfera si alza oltre la traversa, se la ride in maniera amara Rosario Rasà quando al 78esimo il Torre Grotta parte a tutta velocità con Spadalo che recupera palla. Antonio Isgro viene servito poi al limite dell'area di rigore, Ferlazzo che serve l'assist in mezzo per Rosario Rasà che alla fine il gol lo trova e fa 3-1. Minuto 80, il Torre Grotta vuole chiudere il discorso e lo fa con Morabito che dalla sinistra mette dentro il pallone, c'è il velo di Spadaro, c'è la botta prepotente di Antonino Isgro. 4-1. 81esimo, esce Morabito ed entra in palà. Poco dopo, siamo all'85esimo, tocca a Zirilli per Bonasera. 88esimo, il Torre Grotta, pennellata di Giordano fuori area di rigore. Misiti blocca Cascione, ma al 90esimo è pocherissimo. Torre Grotta, rosso-blu col pallone lungo per Rasà che riesce a controllarla, la fa passare ancora Rasà al limite dell'area di rigore, la piazza Rosario Rasà. Che gol! Quello che vale la doppietta, quello che chiude col 5-1 il discorso. Il Torre Grotta vince la prima partita del proprio campionato, lo fa battendo il Città di Mistretta. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.